sera. Venerdì storia, però siamo di mercoledì, come saremo di mercoledì anche la settimana prossima. Avete visto nel programma, anticipo prima di presentarvi i relatori, ci sarà un incontro con il giornalista Edoardo Vigna del Corriere della Sera e sarà un incontro su temi di geopolitica a pochissimi giorni dalle elezioni americane. E poi la rassegna di Venerdì Storia si concluderà il 23 di novembre con un'intera giornata, sabato 23 novembre, dedicata a Gianberto Pettoello, e sarà una carrellata sulla storia di Bassano, varie epoche, varie fasi della storia di Bassano. Stasera abbiamo ospiti la professoressa Monica Fioravanzo, che è già stata nostra ospite di queste rassegne e che ringraziamo, bassanese, insegna storia contemporanea e storia dell'Europa contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e stasera ci parlerà della sua ultima fatica, questo fondamentale contributo dedicato a Lina Merlin, Una donna, due guerre e tre regimi. Sarà interessante seguire la presentazione anche per riscoprire o comunque riportare l'attenzione su una figura davvero capitale per la storia del Novecento italiano. Accanto a lei, e lo ringrazio subito, abbiamo Giandomenico Cortese, giornalista, personaggio davvero molto noto, amante di Bassano, appassionato, anche se non bassanese, ma sicuramente una figura che a Bassano ha segnato, insomma, molto, ha dato molto, e sarà appunto con il dottor Cortese che la professoressa Fioravanzo ci racconterà la figura di Lina Merlin. Ci saranno anche dei momenti di lettura, ma su questi lascio introdurre la professoressa. Ultima cosa, nelle sedie avete trovato anche il programma di un'altra rassegna, quella letteraria, che ci accompagna verso la fine dell'anno. La biblioteca la promuove ogni anno e inizierà proprio all'inizio di novembre e sarà sempre qui in questa sala, tranne un appuntamento in biblioteca. Lascio subito la parola ai nostri ospiti e vi ringrazio. Grazie per l'accoglienza, dottor Bagliantini, grazie a voi tutti per essere qui stasera a ragionare di una figura femminile particolarmente significativa e importante e direi poco conosciuta, se non per una immagine che la schiaccia a titolare di una legge che è una legge dello Stato italiano, che è stata fondamentale, una legge sofferta, che ha visto la senatrice Merlin lavorare per oltre 10 anni, dal 48 al 58, per arrivare a questa definizione. E la professoressa Monica Fioravanzo, è stato già ricordato, bassanese, ha studiato al Liceo Brocchi, poi è arrivata all'Università di Padova, dove si è laureata, si è specializzata in storia, in dottorato di ricerca, grandi esperienze internazionali anche come visiting professor in Germania e negli Stati Uniti, a New York, a Boston. Ha un curriculum, come tutti gli accademici, che è ricchissimo, insomma, perché per arrivare a diventare docente all'università bisogna non solo scrivere una decina di libri, come ha fatto la dottoressa Monica Fioravanzo, ma centinaia di articoli, la partecipazione a una serie di seminari di notevole portata, e tutto questo le ha consentito una specializzazione, diciamo così, in storia contemporanea, certo, ma nella ricostruzione di un'Europa che è nata dalle origini fasciste, che è nata anche dall'esperienza nazista. Molti suoi studi, molte sue ricerche hanno approfondito, hanno cercato di capire qual è il futuro dell'Europa proprio con questa base particolarmente significativa. Stasera ci porta a conoscenza di una sua, non è l'ultimo lavoro che ha fatto, ma un lavoro che è uscito lo scorso anno per Franco Angeli, particolarmente importante. Mi piace citare la dedica che ha fatto, grazie, la dedica che ha fatto, grazie, alla figlia Elena, dicendo: perché questa figura, da questa figura tu tragga la forza e l'istruzione a non avere paura o comunque a superarla.
perché la figura di Lina Merlin, Angelina Merlin, nata nel 1987 a Pozzonovo, una lunga vita, è morta a oltre 92 anni, una vita difficile e anche molto sofferta, vissuta tra le due guerre. Lei era la primogenita di una maestra elementare e di un segretario comunale, prima di 10 figli, 2 dei quali morti durante la prima guerra mondiale. Un terzo morto proprio negli stessi anni, ma per malattia. Il primo dei fratelli deceduto ebbe la medaglia d'oro al valor militare, una medaglia che è servita in qualche modo anche a evitare patimenti ancora maggiori a Lina Merlin, ma solo per tratteggiare alcuni elementi caratterizzanti di questa storia di una donna importante. Lo è diventata quando Bruno Vespa, no, ha scritto il libro Donne in Italia, da Cleopatra a Maria Elena Boschi, il potere al femminile. Pensate un po', e l'ha descritta come una moralizzatrice in una maniera molto da porta a porta, no? Simpatica, interessante, ma evidentemente gli interessava aggiungere una figura femminile a questo suo dizionario delle donne nel potere. Lina Merlin è stata una donna socialista che ha fatto una scelta coraggiosa, è stata una donna antifascista che ha pagato questa sua scelta coraggiosa con il confino, è stata mandata per 5 anni in Sardegna, poi tornata a Milano dove ha continuato il confino grazie proprio a questo trasferimento dalla Sardegna alla Lombardia, quasi a ripagare il fatto che aveva avuto un fratello che aveva raggiunto, ha conquistato la medaglia d'oro. Ma volevo dirvi della difficoltà adolescenziale anche di questa, fra le prime 21 donne che hanno fatto parte della Costituente. Lei è stata nel 1948 la prima senatrice italiana. Elementi che vi dicono già l'importanza di questa figura che va studiata, che va ricercata, che non va assolutamente dimenticata, proprio anche, come vedrete nel corso di questo nostro incontro, l'attualità del suo pensiero. Lei è morta nel 79, il Senato della Repubblica con la Presidente del Senato Padovana, le ha dedicato solo un paio d'anni fa una targa, proprio alla fine del mandato di Elisabetta Casellati, Alberti Casellati, una targa al Senato. E fra i suoi tormenti ancora due storie personali. A un certo punto lei ha patito, ha dovuto faticare anche a sopravvivere perché le era stato tolto l'insegnamento, non avendo giurato fedeltà al regime nel 1924. Ma dovete preoccuparsi anche della famiglia, perché il padre, per problemi di abuso d'alcol, era stato licenziato dal suo lavoro di segretario comunale. Le difficoltà quindi di una donna che non ha avuto tante altre fortune. Pensate, si è sposata a 45 anni con un ex senatore, con un ex parlamentare socialista di Rovigo, un medico a Milano, e era vedovo, lo ha ritrovato in Lombardia. Dopo appena 4 anni, lei 49 anni, ha perso anche il marito, non si è più risposata, e poi è vissuta anche negli ultimi anni ospite di una nipote a Padova. Il suo corpo oggi riposa nel famedio dei personaggi illustri a Milano, ma il riconoscimento per la sua attività è davvero ha bisogno di una ricostruzione, di una ricomposizione. Il lavoro di Monica Fioravanzo certamente è prezioso in questa ricerca. Vi dico solo che venerdì prossimo alle ore 11 a Palazzo Chigi la professoressa Fioravanzo verrà premiata alla Presidenza del Consiglio, ha vinto il premio Matteotti proprio con questa pubblicazione. Ci saranno 3 premi, uno
alla professoressa Fioravanzo per questo libro sulla Lina Merlin, uno a un autore di un libro su Matteotti, il premio era titolato a Matteotti, e un altro collega per un volume, una ricerca su Pietro Nenni. Chiederei alla professoressa Fioravanzo, entrando direttamente nel tema, quando lei ha incontrato per la prima volta Lina Merlin? Intanto ringrazio i presenti che nonostante... voglio innanzitutto ringraziare l'amministrazione e il dottor Pagliantini per questo invito e ringraziare poi tutti voi per essere qui nonostante la pioggia e il brutto tempo, quindi davvero è un segno di interesse non tanto per me ma appunto per questa figura. E ringrazio poi anche Gian Domenico Cortese che si è reso disponibile per fare insieme a me questa presentazione. E anche se hai detto praticamente tutto, per cui cioè, vi è presentata davvero, diciamo, a tutto tondo, anche se su questa figura c'è davvero molto da dire. Allora, mi chiedevi quando ho incontrato Lina Merlin. È un incontro molto remoto che risale ancora alla mia tesi di dottorato, quindi tantissimo tempo fa. Una tesi di dottorato che avevo dedicato allo studio della classe politica veneta nel secondo dopoguerra, quindi dalla liberazione insomma al centro-sinistra. Le donne in questo periodo in area politica erano naturalmente comprensibilmente poche, come sappiamo solo dal 46 le donne hanno diritto al voto attivo e passivo, e una di queste donne era appunto Lina Merlin, che nell'arco di tempo che ho considerato, quindi appunto dalla Costituente fino alla terza legislatura, fu anche l'unica donna eletta nel Partito Socialista e sempre eletta in questo periodo di fronte ad un Partito Socialista che nel Veneto non aveva grande appoggio, soggetto a scissioni, e in cui spesso i parlamentari non avevano questa continuità nella loro carriera elettorale. Quindi questo incontro inizia appunto con la tesi di dottorato, lei emerge, diciamo, spicca, ma non soltanto perché era l'unica donna, ma anche per la ricchezza dei suoi interventi. Naturalmente avevo a suo tempo fatto lo spoglio degli atti parlamentari, gli interventi dalla Costituente e poi al Parlamento, ed è stato appunto un piacere scoprire una personalità così ricca, così preparata, così colta. Ecco, come ricordava Gian Domenico, è una maestra, quindi aveva studiato appunto alla scuola magistrale, quindi al tempo 4 anni di scuola, aveva fatto poi anche un corso in realtà all'Università di Padova per poter insegnare francese nella scuola media, lei conosceva il francese, anche se poi aveva preferito rimanere nella scuola elementare perché lei si sentiva come vocazione un'educatrice e riteneva di poter incidere di più nelle menti, diciamo, giovani dei bambini rispetto appunto all'età già dell'adolescenza. Però ecco, fondamentalmente la sua formazione era quella di una maestra elementare e non di meno, se anche voi avrete, come spero, l'occasione di leggere i suoi discorsi, vedrete il livello profondo di preparazione, di cultura, anche la capacità retorica e oratoria di questa donna. E quindi apro una piccola parentesi: se vi interessa voi potete richiedere alla Biblioteca del Senato il PDF dei suoi discorsi parlamentari. Non di tutti i parlamentari vengono pubblicati i discorsi, ma diciamo di quelli più importanti e rilevanti vengono appunto editi, viene edito insomma una selezione dei discorsi, e Lina Merlin è stata tra le senatrici che è stata scelta. E quindi è veramente, diciamo, una fonte, un'occasione per conoscere questa donna. Poi successivamente, approfondendo gli studi sul Partito Socialista, ho potuto anche
conoscere la sua corrispondenza, la corrispondenza con alcuni personaggi di rilievo importanti del Partito Socialista, da Morandi a Nenni, ma anche la corrispondenza con altri esponenti socialisti locali. E anche dalle lettere ho potuto, come dire, ricostruire maggiormente lo spessore di questa figura. Un'occasione importante di ritornare su Lina Merlin è stato nel 2006, quando si sente? Sì. Nel 2006 è stato inaugurato dalla Presidenza della Repubblica un comitato nazionale per la figura appunto di Lina Merlin. Era in occasione nel 2007, era l'anniversario, 120 anni dalla nascita, e quindi c'è stata questo interesse a riscoprire questa figura, quindi sono state fatte una serie di conferenze, di seminari, anche uno spettacolo teatrale, sono stati pubblicati 2 volumi collettanei su Lina Merlin. In realtà è a partire dal lavoro di questo comitato, che poi insomma ha proseguito anche nel periodo successivo, che si è giunti al momento che aveva ricordato prima anche Giandomenico, cioè prima una conferenza proprio in Sala Zuccari al Senato per ricordare Lina Merlin, e poi è stata messa non solo una targa in realtà, ma proprio un busto. Ecco. Un lungo percorso, perché se pensiamo dal 2006 arriviamo al 2017. E quindi è stato dato questo riconoscimento a una donna che è stata la prima donna a parlare nel Senato della Repubblica, e nella seconda legislatura era anche l'unica donna senatrice. Così ricordo come, cioè non ricordo personalmente, ma insomma dalle carte emerge, lei stessa ricordava come quando si alzava in Senato a parlare, allora l'appellavano "parla il Polesine", perché lei si è sempre occupata con grande impegno della situazione appunto del Polesine, che era appunto la sua terra d'origine. E analogamente si diceva nella seconda legislatura: c'è una sola donna, una sola senatrice, una di troppo, perché era una donna preparata, una donna caparbia, una donna che in un contesto esclusivamente maschile, come di fatto era il Senato della Repubblica nella seconda legislatura, portava avanti con grande fermezza quelli che erano i propri progetti, gli obiettivi che si poneva, tra i quali appunto anche la famosa legge che da lei prende il nome, che le richiese, come è stato detto, appunto un lavoro di oltre 10 anni, appunto, da una legislatura all'altra. Sì, debole benevolenza, ha detto la professoressa Fioravanzo nei confronti di Lina Merlin. Questo libro, che chi avrà la fortuna di leggerlo, dico fortuna perché è scritto in maniera piana, leggibile, a parte tutte le note che sono d'obbligo per un docente universitario, per un accademico, vi assicuro che è di facilissima lettura, è pieno di curiosità, pieno di elementi che rendono piacevole anche l'affrontare queste pagine. Dicevo che lei era figlia, guardate un po', di una mamma che si chiamava Giusta e un papà che si chiamava Fruttuoso, destini della vita, no? Quindi, dicevo di debole benevolenza, perché come avete sentito la signora era trattata, anche tra i socialisti non piaceva la presenza delle donne, che poi avevano appena cominciato ad essere attive in politica. Ma lei fin da giovane, già nel 1922, in un giornale che poi di cui leggeremo alcune righe, aveva portato all'attenzione la sua preoccupazione e il suo impegno contro la mercificazione del corpo delle donne. Sarà uno dei temi di questo nostro incontro. Con la professoressa Monica abbiamo fissato così a grandi linee 5 punti da sviluppare: la sua presenza nel mondo socialista, la sua attenzione all'antifascismo e quindi la negazione al fascismo, la questione femminile, che non solo incentrata sulla famosa legge
che ha chiuso le case di tolleranza, poi sulla alcune citazioni che dicono dell'effervescenza culturale di questa donna, per concludere sui temi dell'attualità, a partire dal divorzio, a partire alla libertà, ai diritti troppo liberi o comunque sui quali Lina Merlin era solita dire: dobbiamo avere prudenza. Se sei d'accordo potremmo cominciare con ascoltare quello che dice sulla scelta di aderire al Partito Socialista. Ringrazio la professoressa Milena Bresolin e la professoressa Paola Tessarolo, che si alterneranno nella lettura. Sono 2 docenti con Giovanella Cabbion, 3 docenti dell'Istituto Inaudi, che ha particolare attenzione anche alla figura della Merlin. E come potrei, onorevoli colleghi, presentare dei progetti di legge che non avessero uno scopo altamente umanitario? Se io sono socialista, lo sono diventata non solo per aver studiato delle teorie, ma per comprensione dell'estrema miseria di cui vedevo afflitta una gran parte del popolo italiano. Pensavo che da questa miseria il popolo italiano non potesse riscattarsi che per forza propria e non già per il paternalismo di gente che non ha mai capito niente o non ha voluto mai capire niente delle cause della miseria. E ancora, nel 20 ottobre 1947. È stata la visione della miseria, fin dai primi anni, che mi ha portato a militare nelle file di quel partito a cui mi onoro di appartenere, da 30 anni quasi. Ma questa miseria, che mi aveva spinto verso il Partito Socialista, come il solo che ritenevo potesse guarire questo male dell'umanità, non l'ho mai vista nelle forme in cui l'ho potuta vedere in Sicilia. Perché non mi sono accontentata di andare a parlare di socialismo e di elezioni, ma sono andata nei quartieri più poveri, nelle piccole città, e sono rimasta stupita, sono rimasta commossa. Costituente nel 1946, nel 1948 eletta nelle file del PSIUP nel collegio di Rovigo. Si diceva già prima che la sua attenzione al Polesine era particolarmente importante, lo è stata soprattutto dopo la famosa alluvione del 1951, quando la sua attenzione è stata rivolta alla vita delle famiglie, molte delle quali, sapete, hanno dovuto abbandonare il Polesine, qualcuno è arrivato anche nei nostri paesi, e aveva, con la sua passione di docente, anche un'attenzione particolare proprio per i bambini. Per restare ancora ai temi del sociale, mi pare interessante sentire che cosa ha scritto nel 1924, il resoconto del programma elettorale pubblicato dall'Eco dei Lavoratori. Il 15 marzo 1924 l'Eco dei Lavoratori pubblicava appunto il resoconto di un suo travagliato viaggio elettorale nella provincia vicentina. Giunta a Thiene, non appena la Merlin ebbe concluso l'incontro con gli operai, alcuni fascisti ed un maresciallo dei carabinieri la fermarono, perquisendola e ammonendola severamente. Trovato alloggio in un albergo, la signorina s'accorse che la casa era circondata dai fascisti. Pensò, ad evitare i soliti incidenti in questi casi, di partire e prese il treno notturno per Schio, sorvegliata anche in treno da qualche tutore volontario dell'ordine. A Schio era attesa come una regina. 2 capi stazione, uno dei quali in divisa perché era di servizio, capi fascisti ed alti funzionari. Non offersero fiori, ma la sottoposero ad una vera battaglia di interrogazioni, di esclamazioni, di sentenze politiche. Conclusione. Ammutolirono prima
tutti quei variopinti signori del fronte unico che la compagna Merlin, della quale sono noti l'alta cultura, lo spirito acuto od il contegno modello. Ma non si poté circolare per la cittadina industriale. Gli operai non dovevano avvicinare la propagandista del come si vota. La sovversiva fu accompagnata all'albergo. Era notte tarda e naturalmente lei dovette andarsene a letto. Sì, credo che la professoressa adesso debba aggiungere e chiarire alcuni aspetti prima di passare alla lettera di Nenni. Intanto grazie per la lettura che è molto calorosa, insomma, che rende il tono di quanto succedeva. Allora, i primi due interventi ricordano le radici della scelta socialista di Lina Merlin. Sì, proprio parlarci dentro. Allora, le prime due citazioni ricordano le ragioni per cui Lina Merlin scelse di aderire al Partito Socialista. Come si era ricordato, cresce e nasce in un'area della Bassa Padovana, poi i genitori in realtà sono originari di Fratta Polesine, quindi nel Polesine, però si tratta di una famiglia, diciamo, della piccola borghesia, delle professioni, intellettuale, e quindi non è una famiglia socialista, una famiglia che ha una tradizione risorgimentale ed è di orientamento repubblicano. Però la sua scelta quindi è una scelta che matura, diciamo, a livello individuale, matura dopo la prima guerra mondiale, insomma nel primo dopoguerra, ed è legata proprio alla consapevolezza della miseria che lei aveva potuto effettivamente vedere nel corso della sua vita. Quindi uno degli elementi che lei pone in luce è quello per cui dice: non sono diventata socialista perché ho letto tutti i testi di Marx, addirittura dice io di Marx non sapevo nulla, dirà in un altro momento, cosa non vera perché come vi dicevo era una donna colta, però la radice era quel socialismo umanitario, diremmo, pensiamo appunto alla figura di Filippo Turati, quindi la sua spinta era legata appunto alla volontà, come dice appunto, di superare, di aiutare le masse, di guarire questo male dell'umanità. E questo è un elemento importante perché rimarrà sempre forte in lei questa esigenza di contatto anche con la popolazione, che poi diventerà, insomma, diventeranno gli elettori. In un altro momento dirà non si è socialisti se si fanno discorsi da un pulpito, se ci si presenta al collegio elettorale per la campagna elettorale, ma si è socialisti, dice, quando si soffre accanto alla gente. E questa radice, questa forte carica morale poi rimarrà, come dire, un filo rosso anche nella sua attività politica nel secondo dopoguerra, e forse sarà anche un po' all'origine, come vedremo, di alcuni contrasti poi con il partito. E si iscrive al Partito Socialista, è una donna che non ha quindi né diritto di voto, siamo appunto ai primi anni 20, si iscrive tra il 20 e il 21, non può né votare né essere eletta, non di meno si impegna con grande energia all'interno del partito, quindi non si limita ad iscriversi. E il secondo brano, insomma, che è stato letto faceva riferimento appunto alla campagna elettorale del 1924. Prego? Non so. Come? Non ha partecipato diciamo, al movimento magari poi facciamo le domande dopo. Sì, sì. Quando parliamo della questione femminile. Sì, oppure magari anche alla fine sì, possiamo sì, fare certo. delle domande, sì, perché va distinto un po' come dire, l'azione per la donna nell'ambito del Partito Socialista rispetto appunto all'azione dei movimenti suffragisti.
Ecco, nel 24 le elezioni, sono quelle che si svolgono con, Mussolini che è già salito al potere, con, l'adozione della legge Acerbo, che era una legge elettorale maggioritaria, e sono teoricamente, le ultime elezioni, tra virgolette, "libere", all'indomani della marcia su Roma. Nondimeno erano elezioni che furono elezioni che si svolsero in un clima di grande violenza, di tensione, perché in realtà le squadre fasciste impedivano ai deputati socialisti o comunque dei partiti avversi di fare la propaganda. E quindi Lina Merlin di fatto fece la propaganda per Matteotti, per gli altri deputati socialisti che una volta che si presentavano in una piazza venivano subito assaliti e dovevano tornare a casa. Quindi io, come dire, sono rimasta sempre molto ammirata dal coraggio di una donna che sola, nel quadro politico degli anni '20, in cui le donne non facevano abitualmente politica, e senza avere alcun vantaggio, dato che appunto senza neppure poter votare, si sottoponeva, come dire, volontariamente a viaggi, faticosi con il treno da una parte e l'altra della campagna, veneta, per poter, portare anche la voce del Partito Socialista, che altrimenti non sarebbe potuto arrivare, perché appunto, come ripetevo, era impossibile contrastare quella che era la forte violenza da parte del fascismo. E ricordo anche che la denuncia che fece Giacomo Matteotti alla Camera, che come sappiamo gli costò la vita, e quest'anno appunto è il centenario dalla morte, fu fatta sulla base della documentazione che raccolse Lina Merlin, che gli consegnò, perché a lui era stato impossibile poter condurre la campagna elettorale. Quindi una scelta socialista che poi viene, come dire, praticata subito pur dalle difficoltà, e quindi con grande coraggio, grande determinazione. Sì, chiudiamo la parte della scelta socialista ascoltando la lettera che Lina Merlin ha scritto a Nenni. Nel secondo dopoguerra però. Sì. Ti assicuro che una socialista della mia specie non può che essere tristamente impressionata dal nuovo orientamento organizzativo del partito. La disciplina è necessaria, ma l'incatenamento del pensiero annienta un partito. Ti pongo dei quesiti. Se dopo un congresso che stabilisce determinate direttive politiche, gli avvenimenti interni o internazionali richiedessero un mutamento non ritenuto necessario dai dirigenti, c'è il pericolo che chi ne avverte l'urgenza sia preso per il collo e cacciato fuori dalle fila? C'è il dogma dell'infallibilità della direzione? Grazie, grazie. E arriviamo al secondo momento di questo nostro incontro. Qualcuno di voi il 26 settembre ha ascoltato il commosso intervento della professoressa Fioravanzo a ricordo dei martiri dell'eccidio, dell'80° anniversario dell'eccidio. Entriamo nel tema forte allora del fascismo e dell'antifascismo, così come lo ha vissuto Lina Merlin. C'è la sua coraggiosa scelta del rifiuto del giuramento al regime. Cominciamo con la lettura di questo passo. Scusate. Nel marzo del 1926 Lina Merlin espose al commissario Reggio le ragioni della sua assenza dalla cerimonia del giuramento. La ragione è semplice e chiara. Ho l'onore di appartenere al Partito Socialista Italiano
e ho la volontà di rimanervi, convinta della nobiltà del mio ideale. Non vedo nessuna ragione che renda incompatibile la professione del mio pensiero e delle mie azioni politiche con l'alto dovere del Ministero di Educatrice, ma ponendo in comparazione alcune affermazioni della formula del giuramento, tra le quali la seguente: giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio. Con il disposto del Regio Decreto del 23 ottobre del 25, relativamente alle sanzioni disciplinari che il prefetto può adottare a carico degli impiegati che svolgono atti incompatibili con le generali direttive e politiche del governo, io obbedisco all'imperativo della mia coscienza, che mi impedisce di nascondermi nell'indeterminata formula del giuramento. Per tutto questo mi pregio di avvertirla che non mi presenterò a giurare. Avete colto il coraggio, la fermezza, la determinazione di questa decisione di Lina Merlin. Mi pare interessante, proprio legata anche a questa dichiarazione, sentire alcuni passi della lettera della Lina Merlin alla madre dal confino. Nuoro, 28 marzo 1929. Cara mamma, ora devo informarti di un fatto che avrei voluto tenerti nascosto per non turbare la tua esistenza tanto tribolata, specie in questi giorni, sacri alle gioie familiari. Ma così grande è l'angoscia che non posso tacere. Avevo chiesto alcuni giorni sono il permesso di passare le feste a Dogali ed ieri che mi sono recata in questura per far apporre la solita firma al libretto e per avere la risposta alla mia domanda. Quando il commissario presentò al questore la domanda stessa, egli vi tracciò un no cubitale. Me ne andavo rassegnata, quando mi sentii urlare alle spalle: signorina, se lei non cesserà di far propaganda antigovernativa tra i suoi alunni, io la manderò a Ustica. Mi volto, sorpresa, anzi fulminata. Tuttavia trovo la forza di rispondere: ma io non ho fatto propaganda tra nessuno. Mi dica, mi specifichi, permetta che le parli. Le mie parole lo irritarono ancora di più. Non volle ricevermi, non volle ascoltarmi, mi cacciò peggio di un cane. Che dirti? Io avrò coraggio anche stavolta, benché mi senta di avere un triste presentimento. Se non si volesse ascoltarmi, abbiate coraggio anche voi. Il mio destino è ben doloroso. Vi bacio, Lina. Dicevamo prima il coraggio e la paura, il coraggio per vincere anche la paura. Ma com'era questa donna in quel periodo? Allora, nel 25 forse vorrei, come dire, introdurre un attimo le belle letture che sono state fatte. 1925 il regime conosce una svolta autoritaria e liberticida, vengono messi al bando tutti i partiti politici e si impone un giuramento di fedeltà al regime a tutti i dipendenti pubblici, cosa abbastanza nota, dalle elementari appunto all'università. E Lina Merlin quindi, maestra elementare in una scuola pubblica di Padova, era pure tenuta a partecipare alla cerimonia di giuramento, che era una cerimonia pubblica che si teneva in municipio,
e lei appunto manda questa lettera molto coraggiosa con cui dichiara di non partecipare alla cerimonia e di non giurare. Perché, nel giuramento era implicito il fatto che non si dovesse, partecipare, o da essere legate insomma a ideologie o partiti ritenuti antinazionali e di fatto, intesi come antifascisti. Lei appunto invece rivendica la sua scelta socialista, non ritiene, dice, che l'essere socialista confligga con l'essere una buona educatrice. Quindi preferisce non trincerarsi dietro, diciamo, un giuramento di facciata e ha questo coraggio di rispondere: "No, io non giuro". Con conseguenze molto rilevanti perché, immediatamente viene licenziata dalla scuola e, ricordiamo era una donna, di famiglia non ricca e si ricordava prima come anche il padre avesse, avuto problemi, appunto e fosse stato licenziato, non era sposata, e quindi, inizia insomma una vita molto difficile, per lei, segnata appunto dalla necessità di dipendere da incarichi precari nelle scuole private oppure lezioni private, che in più, voleva dire anche, nel momento in cui la si assumeva, assumere una che era proprio schedata come antifascista, schedata tra l'altro anche nel casellario politico, centrale, appunto perché socialista massimalista. Ehm, questo, come dire, periodo, questa difficoltà, diventa ancora, diciamo, maggiore quando in seguito all'attentato a Mussolini di Bologna, si inasprisce la legge per, il del confino e del e e del sì, la legge del confino, per cui, possono essere confinati non soltanto coloro che facciano un'azione concreta contro lo Stato, contro le istituzioni, ma anche contro coloro che per la loro ideologia, potrebbero, come dire, ipoteticamente comunque hanno sentimenti contrari alle istituzioni. Quindi Lina Merlin viene condannata al confino, senza alcun addebito, soltanto perché appunto socialista la pena di 5 anni è anche la pena massima di confino. Confinata in Sardegna e, è una delle, 5 donne che sono, confinate appunto tutto l'arco del tempo, che sono confinate, appunto in Sardegna. Ecco, la vita naturalmente qui non è la Sardegna che conosciamo noi, era la Sardegna dei paesi molto piccoli, la tolgono da Nuoro perché si ritiene che a Nuoro ci sian troppi antifascisti, quindi viene spostata più volte da un paesino all'altro. Le tolgono il sussidio di confino perché si dice: "Beh, lei può insegnare, quindi non dobbiamo darle, alcun denaro". Però, non è facile ovviamente trovare, in paesini piccoli persone che siano interessate a studiare il francese, che siano interessate ad avere lezioni private. E quindi, gli anni che trascorre in Sardegna sono anni anche di grandi difficoltà economiche, deve adattarsi ad abitare, non avere una casa propria, ma ad abitare in stanze d'affitto, e trova appunto molto spesso l'ostilità del questore, l'ostilità delle autorità. E questo era appunto un esempio, la lettera che si è letto, che mi sembra, anche interessante perché, pone in luce anche, l'intimità di questa donna. Sono lettere che sono conservate, all'Archivio Centrale dello Stato, nel fondo confinati, perché tutte le lettere ovviamente passavano attraverso la censura e quindi erano raccolte dalla polizia appunto, dalla polizia fascista e poi inserite nel casellario politico. E quindi abbiamo sempre detto, ho ripetuto più volte, una donna forte e coraggiosa, però il coraggio, come dire, risiedeva proprio anche nella capacità di superare il dolore che comunque provava, la debolezza che sentiva. E quindi mi è sembrato appunto una scelta importante. Certo. Siamo arrivati alla terza parte, quella della questione femminile, forse l'argomento quello che è più significativo, almeno nella memoria
diffusa e comune. Lina Merlin era caratterizzata da un impegno, diciamo, tridimensionale, no? La giustizia, l'uguaglianza e la equità sociale. E la vediamo impegnata proprio nella questione femminile in alcuni momenti importanti della sua vita. L'esperienza, l'avete sentita, della sua giovinezza, dei primi anni del confino, e quindi tutto il periodo fra le due guerre che l'ha trovata molto impegnata politicamente. Adesso vorremmo assumere l'attenzione, portare l'attenzione su 3 momenti della questione femminile. La prima, la condizione della donna nel Partito Socialista, quindi ancora un richiamo donna e politica. Poi il suo impegno successivo, una volta eletta tra i costituenti, l'impegno nella definizione dell'articolo 3 della Costituzione, in cui lei veramente riconosce il valore e l'impegno che si deve dare, la libertà, la disponibilità che si deve dare alle donne. E il terzo momento, quello relativo al licenziamento, alla lotta, all'impegno per evitare che ci fosse il licenziamento quando una donna si sposava, cioè un licenziamento conseguente al matrimonio. Quindi comincerei con far leggere proprio le considerazioni sulla condizione femminile nel Partito Socialista. Da un articolo pubblicato il 28 luglio del 23 dal titolo La donna nella vita politica. Il Partito Socialista, per essere coerente con le sue teorie, aveva dovuto, fin dal suo affermarsi, favorire il movimento femminile. Non si poteva infatti pensare seriamente a redimere il proletariato senza dare una coscienza di classe anche alla donna, doppiamente schiava, perché lavoratrice e perché soggetta all'uomo. Numerosi purtroppo sono i compagni i quali conservano i più gretti pregiudizi sulla donna e che, pur essendo prodighi di tenerezze per le donnine, diventano feroci, tosto che le loro compagne dimostrano la capacità e la volontà di interessarsi a quei problemi che non sono precisamente quelli del cappellino, delle scarpette e del vestitino ultima moda. L'articolo 3 della Costituzione. Sentiamo l'impegno di Lina Merlin. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Prego. Sì. Allora, la prima citazione riguarda appunto il 1924, mi sembra, comunque gli anni 20. Prego? 23, sì. E quindi l'ingresso di Lina Merlin nella vita politica, diremmo, in un partito che è il Partito Socialista, che è un partito che rispetto agli altri, diremmo, si pone l'obiettivo dell'emancipazione anche della donna, però spesso questo soltanto a livello teorico e magari rimandando la questione femminile al periodo in cui si sarà affermata una società socialista, quindi dando prima la priorità alla questione di classe e quindi ritenendo che poi la questione femminile si sarebbe, diciamo, risolta quasi automaticamente nel momento in cui si fosse instaurato il socialismo. Nel momento però presente c'era questa divaricazione che Lina Merlin denuncia, cioè una teoria in cui si afferma l'eguaglianza della donna
e invece una prassi in cui invece l'impegno concreto militante delle donne non era auspicato. Non era auspicato non solo, come dire, in foro pubblico, per cui, come dicevo, non era così normale vedere una donna, così abituale che una donna sola andasse in giro a fare politica, ma non era accettato, comunque era visto con sospetto anche da parte degli stessi compagni socialisti. Lina Merlin diceva: molti fanno politica, però preferiscono che le mogli, le sorelle e le madri, le figlie se ne stiano appunto a casa, mentre lei appunto fin dall'inizio milita attivamente sia sul piano organizzativo, perché a Padova inaugura per esempio un dopolavoro per le donne, per istruirle, per formarle, un doposcuola per i bambini, organizza una biblioteca sul modello di quella che appunto la Kuleshov aveva fatto a Milano. Quindi dare delle opportunità concrete alle donne di potersi formare, di crescere. Sulla stampa socialista fonda anche, perché lei scrive anche sull'Eco dei lavoratori, fonda una rubrica palestra femminile, non volta diciamo alla ginnastica, ma appunto palestra possiamo dire formativa, politica, intellettuale. Ecco, tutto questo lo può fare per poco tempo, perché poi con l'avvento del fascismo non soltanto lei finisce al confino, ma come sapete ad un certo punto vengono chiusi i partiti, ma anche tutta la stampa di partito è soppressa. Potrà, come dire, riprendere questa attività per le donne nel momento in cui appunto nel secondo dopoguerra, direi finalmente, può svolgere il suo ruolo di donna politica non soltanto, come dire, concretamente, ma anche sul piano formale, finalmente appunto, come dicevo, eletta prima alla Costituente e poi in Parlamento. Il ruolo alla Costituente è molto importante. Si ricordava prima come fosse una delle 21 donne elette, quindi comunque diciamo una minoranza, però è anche una delle donne che sono scelte per partecipare, per far parte della commissione dei 75, cioè di coloro che effettivamente hanno scritto il testo della Costituzione, divisi in tre gruppi, e che poi è stato testo che poi è stato discusso, a cui sono state portate modifiche, emendamenti in aula. Lei fa parte appunto del sottogruppo della Commissione dei 75 sui diritti civili e sociali, farà una splendida relazione sulla famiglia, ed è molto importante come in aula lei intervenga perché nell'articolo, questo articolo che è stato letto, l'articolo 3 della nostra Costituzione, fosse inserito anche l'inciso senza distinzione di sesso. Qui ci sono state delle obiezioni, perché nel momento in cui si dice adesso ho perso la pagina, però siamo a 120. Sì, 120. Si diceva il titolo: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, allora le hanno detto: beh, se sono tutti uguali davanti alla legge va da sé, è inutile, è, come dire, è superfluo dirlo. Però lei appunto ha replicato: beh, anche insomma, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, appunto 1789, aveva detto tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, però la dichiarazione era universale soltanto per gli uomini, le donne non ne sono mai state, non sono mai entrate in questa universalità, e quindi necessariamente lo puntualizziamo. Ma non è stato, come dire, diciamo, oltre, vabbè, è giusto, è importante, però è stato molto utile e direi necessario aver inserito questo inciso, perché poi nella legislazione ordinaria, che non era subito adeguata,
rispetto alla Costituzione. Come sappiamo, la Costituzione ha messo dei principi che non sono stati immediatamente applicati nel codice civile, nel codice penale, e quindi è stato necessario un lungo processo di modifica, di riforma. Ricordiamo che la riforma del diritto di famiglia dobbiamo aspettare il 1975. Ecco, per tutta questa operazione di riforma che consentisse effettivamente di attribuire alle donne gli stessi diritti, l'esercizio vero degli stessi diritti, era importante appellarsi a questo articolo, d'accordo? E quindi rispetto per esempio anche all'inserimento delle donne nella magistratura, anche qui dobbiamo appunto aspettare gli anni 60 e Lina Merlin interverrà, non è l'unica naturalmente, anzi spesso con un lavoro di collaborazione con le altre donne, anche della Democrazia Cristiana, anche comuniste, interverrà appunto per rivendicare appunto il diritto della donna di accedere alla magistratura. La questione della donna lavoratrice, ecco ancora, siamo a pagina 120. Ah sì, 124. Ecco, nonostante la dichiarazione 124, 25. Sì. Nonostante appunto le dichiarazioni della Costituzione, siamo ancora ancora negli anni 50, quindi diciamo non a ridosso della promulgazione della Costituzione, ancora c'era come dire, l'abitudine per cui le donne se si sposavano potevano essere licenziate. Quindi in questo caso abbiamo anche l'intervento di Lina Merlin anche, che dice in particolare ricorda ecco, l'articolo 3 della Costituzione, ricorda l'articolo 37, polemizzando contro il licenziamento per causa di matrimonio. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, e dice che cosa vuol fare onorevole sottosegretaria quando si licenzia? Si vuole eludere la Costituzione e si vuole eludere anche la legge sulla maternità. E dice: si è mai sentito che un uomo sia licenziato perché si sposa? E io ho trovato a volte molto, come dire, belle, quasi come dire, questa sua ironia, questa capacità di fare discorsi molto seri, ma poi di, come dire, di rovesciare e di mostrare insomma il paradosso di alcune posizioni e di alcune affermazioni. Una delle definizioni più efficaci, secondo me, che sono state costruite attorno alla figura di Lina Merlin è quella che definisce un pensiero operante, il suo pensiero, cioè la capacità di mettere in azione quello che aveva idealizzato, che aveva ideato, che aveva costruito, che aveva pensato, il pensiero operante. Adesso ha appena accennato la professoressa Fioravanzo a quel discorso di collegamento, di condivisione, di costruzione delle leggi in maniera condivisa. Ha detto donne democristiane, cattoliche, socialiste, comuniste ragionavano insieme, costruivano delle leggi insieme. Che lezione anche per l'attualità. L'ultimo discorso che ha fatto Lina Merlin al Senato è del 19 gennaio 1961. L'ultimo discorso, l'ultimo intervento in Parlamento era relativo ad una mozione sulle opere idrauliche indispensabili per la difesa della Valle del Po. Già allora c'era appena stata 10 anni prima la tragedia dell'alluvione, ma la fragilità del nostro territorio si propone costantemente e continuamente. Io credo che arrivati come siamo alla parte finale di questo nostro incontro, valga la pena di per flash cogliere alcuni aspetti che mi paiono particolarmente significativi della vita e dell'azione pubblica e politica di Lina Merlin.
Lina Merlin, come vi dicevo, ha finito la sua esperienza parlamentare nei primi anni '60. Finito questo suo impegno è andata a vivere a Milano ed è tornata a Padova nel 1972, 7 anni prima di mancare. A Padova ha vissuto inizialmente presso Casa Nazareth e poi è vissuto anche in casa di una nipote che l'ha accudita, ma certamente è stata una donna che, nel ricordo che dobbiamo fare di lei, ha segnato non solo la storia del nostro paese, ma la storia d'Italia. La legge che l'ha resa più famosa è quella promulgata nel 1958 con la chiusura delle case di tolleranza. 10 anni ci ha impiegato per ottenere questa legge, a sottolineare proprio la difficoltà di rendere palese una contraddizione sociale. Perché non era stata abolita prima una regolamentazione così? Lo Stato guadagnava dalla prostituzione, aveva una non vi so dire quanto, ma aveva una percentuale sulle rendite delle case di tolleranza. Purtroppo Lina Merlin è ricordata, e lei diceva sempre: non mi piace che si colleghi questa legge con il mio nome, ma forse è stata anche una cattiveria maschile di collegare la legge Merlin, la chiusura delle case di tolleranza. Vogliamo parlarne per ricordare ancora questi elementi prima di arrivare alla parte finale? Sì. Possiamo leggere pagina 134. Agli improvvisati difensori dei diritti del proletariato, i quali sostenevano che la soppressione delle case finisce col danneggiare proprio le classi meno abbienti, Lina Merlin replicava: io, signori, non mi aspetto la società futura dall'alto e trovo strano che questa gente si preoccupi di dover dare le case di tolleranza e non la casa ai senza tetto, perché anche avere una casa è una necessità. Non si preoccupi di dove e come mangeranno i milioni di disoccupati, di operai, di impiegati e di pensionati a poche lire al giorno, perché anche mangiare è una necessità. C'è un'altra pagina? No, poi forse avevamo, sì, perché Sì. era più... Sì. Allora, questa Lina Merlin la chiamava la prima legge sociale della Repubblica. Una legge che indubbiamente ha creato degli scompensi nella società, ma che non è stata riconosciuta anche nel valore positivo che essa ha avuto. Era una delle libertà impazzite, come le chiamava Lina Merlin, ma che non si è fermata, anche se poi dopo la fine della sua esperienza parlamentare non ha fatto più politica attiva, interveniva e ha continuato fino alla fine a intervenire anche quando si parlava dell'aborto, dell'eutanasia, della droga, degli interessi della libertà del singolo o della libertà collettiva. Credo che siano altri aspetti importanti, come sono sottolineati nel libro della Fioravanza, che ha un grande valore anche nella lettura della contemporaneità, proprio attraverso questi pensieri, queste interpretazioni, a partire dal divorzio, da quanto ha ricordato anche Lina Merlin. Prima però di passare al divorzio io farei una riflessione rispetto a quanto si è letto e quindi sulla legge che lei aveva proposto, nel 1948, appunto appena entrata in Senato, che ha cercato di, come dire, di far approvare nel corso della prima legislatura e che poi
non è andata a buon fine appunto per la fine della legislatura, è stata riproposta nella seconda e quindi alla fine insomma è entrata in vigore a 10 anni dal momento in cui lei l'aveva presentata in Parlamento. E va detto che questa legge in realtà era per certi versi anche necessaria, perché una delle condizioni perché l'Italia potesse entrare nell'ONU era che abolisse appunto la prostituzione di Stato e che rientrava nel programma anche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro il commercio degli esseri umani, insomma. E mi è sembrato anche interessante che a portare avanti questa legge in fondo fosse una donna che poi era un esponente di un partito di opposizione e che era anche una donna che apparteneva oramai anche a una vecchia generazione, quindi era una richiesta che corrispondeva alle sensibilità del momento e non di meno viene avversata non in modo esplicito e implicito. Ci sono naturalmente gli avversari espliciti, quindi di fatto soprattutto la destra, però anche il Partito Comunista, il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana ovviamente palesemente, apertamente non potevano opporsi a una legge che naturalmente rispondeva per i cattolici, i democristiani a dei principi appunto se vogliamo anche di morale religiosa. Per i socialisti e i comunisti analogamente nel quadro appunto di un'ideologia che porta avanti l'emancipazione della donna non si poteva essere favorevoli alla prostituzione, però di fatto come dire il Partito Socialista non fa sua la proposta di legge, cioè non avversa il fatto che lei la presenti, però non diventa la legge portata avanti dal Partito Socialista e da parte appunto diciamo trasversalmente di deputati e di senatori c'era un po' l'idea che in fondo sì, che la prostituzione fosse qualcosa di inevitabile e insomma le case di tolleranza il male minore. Ora Lina Merlin non è che si illudesse, lo dice esplicitamente, di abolire, di eliminare la prostituzione dalla faccia della terra o comunque dalla faccia della terra italiana, perché diceva non sono un'ingenua, non avrei, non penso, dice una piccola senatrice, usa un termine simile, cosa volete che possa fare una piccola senatrice? Quello che lei non voleva e contro cui lei combatte è che lo Stato approfittasse dello sfruttamento di una parte come dire, della popolazione, perché in realtà le prostitute erano delle cittadine di serie B, non potevano votare, erano schedate, avevano insomma una dimora fissa, venivano spostate perché appunto le persone non dovevano avere, insomma gli utenti non dovevano avere sempre le stesse persone, quindi erano sottoposte a controlli sanitari, però solo loro, non tra l'altro chi andava con le prostitute. Quindi anche in nome dell'articolo 3 che abbiamo richiamato prima, in nome dell'uguaglianza, lei riteneva che appunto ed è quello per il quale lotta per 10 anni, che fosse giusto chiudere queste strutture. Dice lo Stato presiede ai matrimoni, per tutto il resto delle altre relazioni sessuali che ognuno si arrangi, non è compito dello Stato. Quindi ecco, Vespa la chiama la moralizzatrice, però direi che non è in termini di moralizzazione che lei porta avanti questa legge, è in termini di giustizia, di difesa della dignità e della libertà della donna, così come che lei difende, così come difende la libertà e la dignità anche per esempio dei braccianti, dei polesani, quindi nell'ambito della sua concezione di socialismo, che vede come appunto abbiamo detto all'inizio l'ideologia che deve liberare dalla miseria morale anche ed economica, rientra quindi il suo impegno per la donna e direi in generale per gli ultimi. E questo un po' mi riporta al tema del divorzio che appunto ricordava Gian Domenico Cortese.
Nel 1970 viene organizzato il referendum abrogativo della legge appunto sul divorzio, che tra l'altro la Baslini Fortuna, che era stata tra l'altro firmata da 2 socialisti. Ecco, Lina Merlin non è più in Parlamento, è uscita nel 63, è uscita anche dal Partito Socialista per le tensioni cui si accennava nella lettera a Nenni, semmai poi nella discussione ci possiamo tornare, però lei non è passata ad un altro partito, lei dice: "Io sono socialista, rimango socialista", quindi è una donna ancora socialista, anche se non più iscritta al partito, se non più parlamentare. E lei viene nominata e ovviamente accetta vicepresidente del comitato che per l'abrogazione, insomma, della legge, il comitato per il referendum abrogativo. Fa anche un pamphlet che io riporto qui in fondo al libro, in cui spiega le motivazioni della sua posizione. E se pensiamo, ecco, questo genera un po' di sconcerto. In effetti fu accolto con un certo stupore, perché si disse: "Ma come una che è sempre stata paladina delle donne, adesso invece entra a far parte di un gruppo che vuole che sia appunto che vuole cancellare appunto la legge sul divorzio". Questo le costò anche degli scontri con l'Unione Donne Italiane, l'UDI, che tra l'altro lei aveva contribuito, era stata una delle fondatrici dell'UDI. L'UDI naturalmente era su posizioni favorevoli al divorzio. Così mi sono un po' interrogata sulle ragioni per cui Lina Merlin abbia assunto questa posizione. Un po' le indica lei stessa in questo documento che è, diciamo, molto lucido, e un po' insomma ho riflettuto sulla persona, sulla base insomma di questa frequentazione che ho avuto virtuale, diciamo, con Lina Merlin. Allora, a mio avviso ci sono più aspetti. Allora, siamo nel 1970, in Italia non è ancora entrato in vigore appunto il codice, insomma, di riforma del diritto di famiglia, quindi di fatto ancora la condizione della donna, l'uomo era ancora il capofamiglia. La situazione poi sociale ed economica generale vedeva le donne proporzionalmente meno occupate rispetto agli uomini. La famiglia tradizionale vedeva la donna come dire, sposata, casalinga, oppure con un lavoro magari comunque diciamo part time, o comunque con un lavoro con il quale guadagnava tendenzialmente meno rispetto all'uomo. La sua idea quindi era che in una società in cui ancora non c'erano sufficienti tutele e una vera parità, l'inserimento del divorzio potesse essere sfavorevole soprattutto per la donna, che nel caso di un divorzio si sarebbe trovata ad essere il soggetto più debole, economicamente più debole e, se vogliamo, anche socialmente più debole. Questa era una, diciamo, delle motivazioni che lei ricordava nel spiegare la sua posizione. C'era anche, come dire, un'interpretazione più complessa, nel senso che lei vedeva nel divorzio e quindi nel sancire la fine di un matrimonio come una forma di rinuncia, se vogliamo, di sconfitta e anche di il prevalere, come dire, di una posizione individualistica, l'idea, e quindi anche questi temi che hai richiamato tu, cioè l'idea in cui invece di sacrificarsi per far funzionare, come dire, il matrimonio, si avesse la possibilità di romperlo. E questa prospettiva individualistica, secondo lei era soprattutto maschile, e quindi le donne nel chiedere il divorzio, a suo avviso, assumevano, come dire, un atteggiamento egoistico, individualistico, che non era loro proprio, ma che, come dire,
prendevano dalla componente maschile. Lei che si era sempre sacrificata, perché se pensiamo era una donna che si era sacrificata per il partito, appunto quando facendo questa campagna elettorale, prodigandosi tantissimo per il partito, si era sacrificata ancora, diciamo, in nome dell'idea socialista, rinunciando ad un giuramento anche di facciata, aveva affrontato il confino. Quando le era stato proposto di chiedere semplicemente la grazia a Mussolini, aveva detto: "No, io sono la mia dignità, io non chiedo nessuna grazia". Aveva militato nella Resistenza, si era, poi sacrificata anche, diciamo, fisicamente per il Polesine, perché è stata con De Gasperi la prima senatrice, la prima, politica ad andare, lì, nelle terre alluvionate, appunto nel '51. Ecco, voglio dire, una vita anche, che lei ha passato proprio all'insegna anche di un sacrificio, di un'abnegazione personale, quindi, faceva fatica magari a capire l'idea che non ci si potesse sacrificare, investire anche per come dire, per far funzionare, diciamo, un matrimonio. L'elemento che poi io a cui ho anche pensato è il fatto che lei, avesse avuto questa breve esperienza matrimoniale, 3 anni con Dante Gallani, che lei aveva conosciuto negli anni '20, era un più anziano di lei, un medico, un socialista, era stato deputato nell'Italia liberale, anche lui andrà al confino, anche lui in Sardegna, e, avevano avuto già un rapporto di amicizia, di collaborazione, lui più anziano l'aveva anche consigliata nelle letture. Poi appunto si sposano quando lui rimane vedovo, dopo 3 anni muore abbastanza repentinamente, quindi, anche questa è un'esperienza, questa è un po' la mia interpretazione, cioè non ho delle basi scientifiche. Ha, come dire, un rapporto molto intenso e un matrimonio breve che può, come dire, aver idealizzato e quindi conosciuto meno magari degli aspetti anche pesanti, difficili, drammatici del matrimonio. E infine era comunque una donna, che, era nata nel 1887, era comunque una donna che aveva saputo affrontare, i cambiamenti con grande, diciamo, rapidità, però ovviamente è una donna che aveva anche una mentalità, evidentemente differente dallo sviluppo del femminismo negli anni '70, che come sapete più che all'eguaglianza si richiama al principio della differenza e quindi che spesso è in forma, diciamo, di contrapposizione. Quindi ecco, non credo, ecco, che però si possa leggere questa scelta di Lina Merlin in chiave, reazionaria, ecco, conservatrice. Aveva questo insieme di ragioni. Tra l'altro anche quando lei va a Milano dopo che sia conclusa la parentesi parlamentare, si dedica alla Casa delle Donne che aveva fondato, che accoglieva soprattutto donne in difficoltà, prostitute, ragazze madri. Quindi anche questa esperienza della solitudine di queste donne, può aver, come dire, indotto a pensare che, una donna in una società ancora, di fatto non in cui, la piena eguaglianza tra uomo e donna non c'è neanche adesso, come dire, potesse rendere la donna separata, divorziata, in una condizione, di grande difficoltà. Ecco. Una donna, 2 guerre, 3 regimi, una evoluzione che ci trova oggi presenti e partecipi nel pensiero. Credo che stasera non abbiamo solo avuto una debole benevolenza nei confronti di Angelina Lina Merlin. Grazie a Monica Fioravanzo abbiamo fatto una rapida carrellata sulla storia del nostro paese, traendo, mi auguro, e lo sarà soprattutto per chi andrà anche a leggere per intero questo volume che, come vi dicevo, per scrittura, per leggerezza di temi, nonostante la profondità anche ricerca proprio biografica, bibliografica, eccetera, è veramente molto ricco, tanto da meritare un premio a livello governativo e da un governo che certamente non è sensibile a queste tematiche così appieno, ma auguriamoci che
nella responsabilità delle libertà, no, apprezzi quanto ha scritto Monica Fioravanzo, che noi ringraziamo anche con un applauso. Avremo solo 5 minuti per 2 domande, poi chiude la biblioteca, il museo. Sapete, dobbiamo lasciare libero il terreno. Ci sono 2 domande o chiudiamo così con un apprezzamento generale? Bene, grazie. Il dottor Pagliantini vi ha dato gli altri appuntamenti. Come? Alle 7 chiude. Ho capito alle 7:30. Grazie a voi. Grazie per la lettura.